12 in punto, giovedì 17 novembre, benvenuti, bentornati, eccoci come sempre con Focus, staremo insieme fino alle 13:30 e insomma obiettivo è quello di farvi compagnia, di darvi notizie, di aggiornarvi su quello che accade a Nord-Est, se c'è la cronaca, se c'è invece qualcos'altro che possono essere anche notizie magari delle scorse ore, quindi non magari proprio attualità stretta, lo faremo tutto questo poi in attesa di avere aggiornamenti e notizie che arriveranno nel pomeriggio con i nostri notiziari, quindi diciamo insomma un po' un mix di informazione per tenervi compagnia e naturalmente anche i nostri collegamenti con le altre redazioni di Media Nord-Est. Ma direi che insomma una notizia che è arrivata proprio da poco riguarda la Marmolada, ve la do perché è stato riaperto l'accesso alla Marmolada, quindi revocata la cosiddetta zona rossa che era quella dove erano avvenuti i distacchi, chiamiamoli così, e quindi anche la tragedia, come ricordate. Quindi c'è una strada, una zona di attenzione, ma la zona cosiddetta rossa non c'è più, quindi revocata l'ordinanza che diciamo proibiva il passaggio in alcune zone. Adesso l'accesso è libero. Invece, venendo più alla cronaca delle ultime ore, ci spostiamo a Vicenza perché proprio è una notizia recente, quella di un incendio di un'auto che è avvenuta a Chiuppano, proprio finché guidava l'autista si è accorto, il conducente si è accorto che qualcosa non andava. Sentiamo il servizio. Incendio di un'auto ieri in tardo pomeriggio in via Costo a Chiuppano. Il conducente, mentre percorreva la strada, ha notato che qualcosa non andava. Si è fermato per controllare mentre l'auto ha preso fuoco. I pompieri arrivati da Schio con 2 mezzi hanno spento con la schiuma l'auto andata irrimediabilmente distrutta. Le cause sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di raffreddamento e messa in sicurezza sono terminate dopo circa un'ora. Cronaca ben più grave però quella di Vittorio Veneto con l'omicidio di cui si sono occupati i nostri colleghi della redazione di Treviso, un omicidio che è avvenuto proprio a 2 passi dal centro di Vittorio Veneto. Facciamo un po' il punto della situazione. Tramortito con una sprangata in testa e poi ucciso a coltellate dal figlio più giovane senza un perché. È quanto accaduto questa mattina in questo appartamento al civico 8 di via Rosolena, a 2 passi dal centro di Vittorio Veneto e vicinissimo alla locale caserma dei Carabinieri. Vittima Francesco De Felice, 56 anni, tenente colonnello dell'esercito in pensione da appena un mese. A darle l'allarme intorno alle 4:30 la moglie Adriana Scano. Impressionante la scena che hanno trovato i carabinieri sul pianerottolo dell'appartamento e il giovane figlio Riccardo di 24 anni in stato confusionale, mentre all'interno in salotto il corpo senza vita dell'uomo riverso sul divano con un evidente ematoma in testa e diverse coltellate sul corpo. Subito il giovane è stato portato in caserma, mentre sono iniziati i rilievi da parte del nucleo investigativo dell'Arma. Sul posto il medico legale Alberto Furlanetto e il titolare dell'indagine, il pubblico ministero Davide Romanelli, che non hanno rilasciato dichiarazioni. Dottor Romanelli. Da una prima ricostruzione pare che il figlio Riccardo soffra da qualche tempo di disturbi mentali che l'avrebbero portato più volte in conflitto col padre. Pare che qualche giorno fa il giovane si fosse addirittura allontanato da casa e che Francesco De Felice fosse andato a riprenderselo. Pare infine che Riccardo avesse accettato di sottoporsi a delle sedute psichiatriche, ma che la rabbia che covava dentro sia esplosa la notte scorsa. Il 24enne nel cuore della notte avrebbe prima bloccato con un mobile la stanza da letto dove dormiva la madre, per poi accanirsi sul padre che invece si era assopito sul divano. L'avrebbe colpito con una sbarra per esercizi fisici, ma vedendo che era ancora vivo l'avrebbe poi finito con almeno 3 coltellate, di cui una mortale alla gola. Il giovane, una volta preso in custodia dai carabinieri, è rimasto per quasi tutta la giornata nella caserma, dove alla presenza dell'avvocato difensore avrebbe reso delle dichiarazioni spontanee, assumendosi la responsabilità dell'atto, per poi essere condotto nel tardo pomeriggio al carcere di Santabona con l'accusa di omicidio volontario. Ecco, ovviamente questo è accaduto ieri e insomma ci sono state anche immediatamente delle reazioni già nella giornata di ieri, poi ce ne sono state naturalmente anche altre oggi. Allora intanto andiamo un po' a capire proprio nelle ore immediatamente successive al delitto che cosa è accaduto.
Probabilmente il 24enne Riccardo De Felice non era ancora ben consapevole di aver realmente ucciso a sprangate e coltellate il papà Francesco, mentre nel tardo pomeriggio di oggi i carabinieri lo conducevano in carcere a Treviso. Perché, come testimoniano gli amici, crede di vivere una realtà parallela, di essere in una sorta di Truman Show. Ma non era sempre stato così, il suo carattere dall'estate scorsa era cambiato. Defe, come lo chiamano i compagni, è sempre stato un tipo tranquillo, ma da qualche mese era diventato un altro. Aggressivo con l'amico di sempre che l'aveva infine allontanato, era ulteriormente peggiorato dalla scorsa settimana, quando, operaio con una laurea in filosofia, alla Zoppas di Conegliano non gli avevano rinnovato il contratto. Era di fatto scappato di casa qualche giorno fa e il padre l'aveva recuperato in un bar della Pedemontana. Ma tutto nella riservatezza della famiglia, che per i vicini era assolutamente nella normalità. Li conoscevo perché abitavano sul mio stesso pianerottolo fino a qualche tempo fa. Poi hanno cambiato e si sono spostati nell'appartamento dove... Riccardo com'era? Com'è? Il ragazzo, per me erano ragazzi normali, a posto, non posso dire assolutamente niente. Famiglia tranquilla, arrivata qui da un po' di tempo? Sì, era una famiglia, avevano qualche litigio ogni tanto, ecco, questa era l'anomalia, però penso che sia quasi la normalità. E questa foto racconta un momento di spensieratezza della famiglia De Felice. Riccardo, con il fratello che ora vive e lavora all'estero, con la mamma insegnante e infine il papà militare, prima a Vittorio Veneto e poi al Simice di Motta di Livenza, da cui era stato collocato in riposo da poco più di un mese. Ed oggi un suo collega ha voluto portargli l'ultimo saluto, proprio nel momento in cui la salma veniva portata in obitorio. A settembre era andato in pensione, lui si voleva godere un po' la pensione. Ci eravamo messi d'accordo per farci qualche giretto insieme, a bicicletta, a piedi, lui gli piaceva la montagna, fare pendio, tutto. È una brava persona, ecco, una bella famiglia, mi dispiace tanto. E queste sono proprio le reazioni immediate, vediamo più tardi magari di tornare su questo argomento. Rimaniamo con la cronaca, anche se prima volevo darvi dei dati che sono arrivati a livello nazionale dal mondo, diciamo così, dello spettacolo. L'allarme arriva dalla SIAE, sapete è la Società Italiana Autori e Editori, quella un po' che coordina tutto ciò che riguarda il mondo dello spettacolo, e l'allarme è che il Covid colpisce ancora, nonostante insomma siamo in via non dico di guarigione, ma comunque un po' tutte le restrizioni sono state tolte, comprese quelle legate ai cinema, e invece il Covid pesa ancora, dice la SIAE, perché in generale siamo arrivati anche in questi mesi al 72% in meno di spettatori e al 78% in meno di spesa, quindi è un 2022 che va meglio, ma non basta, dicono, questo è l'allarme. Un Covid che pesa ancora moltissimo sul mondo dello spettacolo, con una situazione di allarme rosso che investe un po' tutti i comparti, in particolare il cinema, devastato dall'epidemia. Dicevo della cronaca, un'altra tragedia è quella che è avvenuta a Rosà, dove una suora è stata, Suor Ferdinanda Ferraro, è stata colpita, travolta da un tir mentre attraversava la strada. La data del funerale non è ancora stata fissata, ma insomma un po' di aggiornamenti anche su questo argomento. La comunità religiosa dell'Istituto Palazzolo è profondamente colpita e addolorata per la scomparsa di Suor Ferdinanda. Le suore si stanno preparando ad accogliere nuovamente Suor Ferdinanda all'interno dell'istituto per darle l'ultimo abbraccio e l'ultimo saluto. La data del funerale di Suor Ferdinanda Ferraro non è ancora stata fissata. Si attende il nulla osta della procura che dovrebbe arrivare nella mattinata di domani. Noi vorremmo portarla qui perché tanti ospiti l'hanno conosciuta bene, lei è qui da più di 50 anni, quindi era ben integrata qui nella casa, ma anche nel territorio, nella parrocchia e nei paesi così. Quindi ci piace che faccia una sosta anche qui prima del funerale. Prevediamo venerdì pomeriggio, sabato mattina, vediamo quando riusciamo a sapere qualcosa di preciso. La cerimonia si terrà nel Duomo di Rosà, dove la religiosa andava ogni giorno a messa e dove si stava recando anche ieri mattina, prima di essere travolta da un tir mentre attraversava la statale. Una persona molto semplice, serena, ottimista. Qui siamo nella sacrestia del Duomo, che lei
visitava, diciamo, quotidianamente per vedere se c'era qualcosa da sistemare, da mettere a posto. E dopo è sempre una persona che ci lascia, e pensando anche alla testimonianza sua e della comunità delle suore, siamo tutti un po' più poveri. Tra i primi ad accorrere sul luogo dell'incidente i nipoti di Suor Ferdinanda, profondamente colpiti e addolorati per la morte dell'anziana zia. Ero fermo al passaggio a livello a Rosà. Mi è arrivato un messaggio, avevo il telefonino appoggiato sul sedile, è arrivato un messaggio da un amico della protezione civile: morta una suora a Rosà. Mi sono sentito subito una bombata di calore. A Zemesia, ho detto. Certo che morire sulle strade così, una morte violenta, è sempre brutta. È sempre brutta. 12:10 minuti, stavo guardando l'orario ed è il momento di fermarci solo per un attimo, poi torniamo a Vittorio Veneto per riprendere un po' questo tema dell'omicidio avvenuto ieri. Ci vediamo tra un attimo. (12:14 minuti), ben tornati insieme fino alle 13:30 per la cronaca, l'attualità. Abbiamo iniziato questa mattinata parlando di quello che è accaduto a Vittorio Veneto. Abbiamo sentito i servizi dei nostri colleghi di Treviso, che ovviamente sono tornati anche oggi, insomma, sull'argomento e sulla notizia. Infatti c'è Anna De Roberto che è collegata con noi da Vittorio Veneto, che ringrazio già e che insomma coinvolgo per chiederle un po' qual è l'atmosfera che si respira oggi. Anna. Ciao Federico, buongiorno a te e ai telespettatori. Siamo in piazza Vittorio Veneto e siamo in compagnia del sindaco Miatto, sindaco che sta gestendo diversi casi di cronaca qui sul territorio, e che ci racconta in qualche modo anche qual è l'atmosfera che si sta vivendo all'indomani, insomma, di questa notizia così pesante. Lei, sindaco, ci raccontava che ci sono tante tensioni, che questi 2 anni di pandemia hanno creato tante tensioni. Beh, non solo, già la pandemia ci aveva fatto rendere conto di come la percezione della paura nella gente, nervosismo nella gente, mancanza di pazienza nella gente, atteggiamenti sopra le righe che prima non c'erano, li abbiamo visti appunto dopo 2 anni di malattia. Adesso ultimamente poi le notizie della guerra, l'economia che sta andando un pochettino a rotoli, la paura del futuro, fa sì che la gente sia appesantita da tutte queste cose qua, e quindi emergano anche manifestazioni di nervosismo un po' sopra le righe. Senta, la tragedia della famiglia De Felice in qualche modo riporta all'attualità il tema della salute mentale, della capacità o meno delle strutture sul territorio di saper intercettare e gestire questi casi. Sì, infatti, diciamo così, questo nervosismo generalizzato fa emergere dopo i casi già appesantiti da qualche situazione psicologica alterata. L'abbiamo visto a Conegliano, l'abbiamo visto a Mel, l'abbiamo visto adesso qua a Vittorio Veneto. Sono fatti inspiegabili che improvvisamente succedono, e fra l'altro i soggetti che hanno operato erano soggetti in qualche modo alterati psichicamente, però non curati, perché evidentemente era basso, il problema non era eccessivamente visibile. Le famiglie magari sperano sempre, immagino, che la cosa possa risolversi col tempo anche senza l'intervento delle strutture, e invece i fatti dimostrano che bisogna avere un po' di più fiducia nelle strutture sanitarie e farsi aiutare un pochettino. Senta, lei conosceva la famiglia? Mi era capitato di conoscere il papà, membro del CIMIC, è una particolare struttura militare che interviene, estesa a livello europeo, che interviene nelle calamità, e per la quale abbiamo organizzato anche più di un convegno qua a Vittorio Veneto, e mi era capitato di conoscerlo, ma limitatamente a quell'evento, poi altro no. Prevede di incontrare mamma Adriana? Certamente sì, però non in questi frangenti, insomma, aspettiamo che un pochettino le cose si acquietino.
Allora Federico, vi ricordo che insomma deve essere fissato l'interrogatorio di garanzia per il ragazzo, per Riccardo, che in questo momento si trova in carcere e ha reso le sue prime dichiarazioni, in qualche modo dichiarandosi colpevole seppur in stato confusionale. Bisognerà attendere i prossimi passi della procura, che dovrà decidere sostanzialmente per una perizia psichiatrica. Invece l'incarico per l'autopsia sarà dato la prossima settimana e quindi da lì in poi l'autopsia è eseguita. Se non ci sono altre domande noi ci fermiamo qui. Sì, Anna, semplicemente, intanto grazie delle notizie di cronaca. Volevo solo chiedere al sindaco che messaggio si può dare ai suoi cittadini, cioè dopo un fatto così, insomma, che cosa si sente di dire ai suoi concittadini? Sindaco, da studio mi chiedono insomma di lanciare anche attraverso le nostre telecamere un messaggio ai suoi concittadini che ci stanno seguendo. Il messaggio è un messaggio che può essere un messaggio che di speranza, ecco, che questi fatti siano assolutamente sporadici. Successo purtroppo è successo, speriamo che non succedano più, ma comunque di farsi un po' di coraggio e guardare con un po' di più fiducia al futuro. Grazie Sindaco. Federico, vi restituiamo la linea qui dalla certo. piazza centrale di Vittorio Veneto. Grazie mille, saluto e ringrazio naturalmente anche il sindaco e quindi insomma fidarsi delle istituzioni, ecco, verrebbe da dire, e contattare senza paure, senza ansie le strutture in grado di aiutare quando la situazione non è semplice, come d'altra parte in questo caso. E ecco, naturalmente insomma noi andiamo avanti perché il nostro compito, come sapete, fino alle 13:30 è quello di tenervi compagnia e anche insomma darvi delle notizie naturalmente. Volevo parlarvi anche del Val Brenta con un servizio di Vanessa Banzato, perché qui stiamo parlando un po' più di speranza e di un messaggio positivo legato soprattutto alle mamme, le mamme che collaborano con la scuola di Val Brenta per insomma far emergere un po' anche lo spirito artistico dei ragazzi, degli studenti, delle ragazze. Quindi insomma andiamo un po' in Val Brenta, come si dice, con Vanessa Banzato, e vediamo cosa succede nella scuola e qual è il grado di coinvolgimento di queste mamme. Più che super mamme, vere artiste, quelle che hanno disegnato il pavimento del cortile della scuola primaria Dognocchi di San Nazario a Val Brenta. Un lavoro che ha visto impegnate queste donne che hanno voluto donare il loro tempo e il loro estro creativo all'intera comunità. Chine sul pavimento per giorni hanno dipinto, come si vede dalle immagini, le varie attività che richiamano i giochi d'una volta, dal giro dell'oca alla campana, alla scacchiera per dama e scacchi, e poi disegni, colori e fiori. Una vera gigantesca opera d'arte collettiva che è stata inaugurata dalle famiglie e le maestre, con protagonisti più piccoli, i fruitori delle tante attività a disposizione su questo rinnovato cortile della scuola elementare. Complimenti, dunque un messaggio di speranza guardando al futuro, e raddoppiamo ancora con un'altra vicenda che comunque insomma pensa al futuro dei nostri ragazzi, pensa al futuro anche proprio dei più piccoli. È una notizia che viene da Cittadella e ce ne parla Valentina Visentino. Infonde tranquillità e calore, rassicura come solo un abbraccio può fare. Questo viene riprodotto da un guanto particolare che si chiama Zaki Hug e che è in grado di avvolgere i neonati riproducendo quel gesto semplice che fanno i genitori. Questo guanto soffice, prezioso aiutante quando mamma e papà non ci sono, è stato donato al reparto di patologia neonatale e al nido dell'ospedale di Cittadella dalle associazioni Cuore di Maglia e Le Ali di Gio. Lo Zaki Hug è particolarmente adatto per i neonati nati pretermine, che devono rimanere più giorni in ospedale. Quando i genitori non sono con loro, il guanto ricrea l'abbraccio materno riproducendo la stessa sensazione del marsupio di un canguro. È un dispositivo che aiuta la termoregolazione e abbassa il livello di stress nel neonato, infondendogli tutto il calore necessario. 12:22, insieme fino alle 13:30 con Focus. Vi ho parlato dell'allarme della SIAE per il crollo degli spettatori nei cinema, soprattutto nei cinema, della riapertura della Marmolada, non c'è più la zona rossa e questa è un'altra notizia importante sicuramente. Adesso andiamo a Vicenza perché c'è una
cantiere, chiamiamolo così, che si chiama Bretella dell'Albera ed è una variante ad una strada provinciale, la 46, che nella zona aspettano da decenni ed è una variante che dovrebbe decongestionare il traffico. Ogni tanto la nostra redazione di Vicenza torna su questo argomento, va a vedere lo stato dei lavori, cerca di capire quali sono i tempi e quindi insomma appunto con i nostri colleghi di Vicenza, in particolare con Carlo Inghilleri, andiamo a vedere qual è la situazione. Bretella dell'Albera, un enigma, un rebus, una domanda ancora senza risposta. Quando finiranno i lavori della variante alla strada provinciale 46 attesa da decenni per decongestionare il traffico nel quartiere Maddalene e in zona Pomari? Il sindaco da parte sua ha scritto ad ANAS sollecitando la conclusione dei cantieri e con l'insediamento del nuovo governo ha preso contatti con Matteo Salvini, ministro alle infrastrutture, per affrontare due nodi, la TAV e appunto la Bretella dell'Albera. Sulla variante SP46 ne parliamo ormai da troppo tempo, i tempi si stanno allungando in maniera significativa, ho chiesto al nuovo ministro delle infrastrutture Salvini di intervenire, ho avuto una risposta pronta, credo che nei prossimi giorni, nelle prossime settimane avremo un incontro anche con lui, abbiamo già chiesto formalmente l'incontro con la sua segreteria e mi è stato risposto una massima attenzione e solerzia nel seguire questo progetto che va assolutamente realizzato e velocizzato nella sua realizzazione. Il ministro Matteo Salvini si sarebbe subito attivato per accelerare, assicurando che farà di tutto per sciogliere questo nodo. Intanto la prossima tappa è lunedì 21 novembre in prefettura a Vicenza, dove è previsto un tavolo con il comune, ANAS e il Ministero delle Infrastrutture per fare il punto della situazione sulla Bretella dell'Albera. È un'opera dello Stato, un'opera di ANAS. C'è un evidente problema che va affrontato e risolto, spetta al Ministero naturalmente intervenire in maniera efficace. Una pressione politica perché insomma si sblocchi la situazione come è giusto che sia e invece Daniele Garbin, sempre dalla nostra redazione di Vicenza, si occupa lato cittadini di quello che si può fare e quindi cercare di capire come anche la popolazione può intervenire su questo tema. Rimaniamo quindi su questo ambito, su questa variante e sentiamo il servizio di Daniele Garbin. Noi ricordiamo, sono passati ormai 1686 giorni, che è una cosa incredibile, dovevano essere 720, poi aumentati a 850, adesso siamo più di 4 anni e 7 mesi. Numeri che i cittadini del Comitato dell'Albera hanno ricordato all'ultimo Consiglio Comunale, dove erano presenti con il loro cartello. La variante alla SP46 è un'importante opera pubblica che va conclusa prima possibile. Servono più operai al lavoro. Abbiamo scoperto che l'ANAS ufficialmente ha posticipato la data di ultimazione dei lavori dal 30 di dicembre 2022 al 29 giugno 2023. Ora, siccome abbiamo una certa esperienza, ogni volta che posticipano di 6 mesi, poi alla fine non si realizza. Serve perciò che tutte le istituzioni locali facciano un'azione di pressing per recuperare i gravi ritardi. La data realistica di fine lavori, procedendo di questo passo 1% al mese, significa metà 2025 per fare 5,3 chilometri in piano di strada a 2 corsie, una per ogni senso di marcia, completamente finanziato dal 2014 con legge statale votata dal Parlamento per 86,5 milioni di euro. Situazione molto chiara, anche se insomma dal futuro molto incerto questa della Bretella Albera di Vicenza. Ci fermiamo per un attimo, poi torniamo e andremo a Bassano, in centro proprio, tra i negozi e soprattutto tra i bar. (12:29), giovedì 17 novembre, siamo insieme da mezzogiorno, ancora un'ora però da trascorrere in compagnia, cercando di aggiornarvi su quello scusate, che accade a nord-est,
insomma, ci siamo già spostati, siamo già usciti anche dallo studio, siamo andati a Vittorio Veneto, insomma stiamo cercando di spostarci e adesso ci spostiamo a Bassano perché insomma un tema di attualità in città è quello del degrado nel centro storico, comportamenti maleducati per non dire incivili anche da parte di qualcuno. Ovviamente questo accade soprattutto alla sera e magari coinvolti involontariamente, loro malgrado, sono anche i baristi e i ristoratori che sono quelli che hanno più rapporti con il pubblico, con i cittadini proprio nelle ore serali. Quindi insomma cerchiamo di capire un po' che cosa ne pensano, cosa si può fare per migliorare una situazione che magari non è drammatica ma che insomma ha degli episodi che certamente non sono edificanti. Allora ci colleghiamo con Alex Giuliano che sta un po' facendo 2 passi in centro a Bassano proprio per parlare con noi di questo. A te Alex. Buongiorno Federico, buongiorno ai nostri telespettatori, siamo in centro a Bassano in compagnia di Gino Brunello che è il presidente e portavoce dei baristi del mandamento di Bassano, in compagnia sua perché insomma in questi giorni si è parlato tanto di degrado in città, soprattutto nei weekend con alcune zone, alcune vie o vicoli della città trasformati letteralmente in bagni a cielo aperto, soprattutto lo dicevamo il sabato e la domenica, soprattutto magari anche in prossimità di locali che rimangono aperti fino a tardi. Allora questo sicuramente è una diciamo moneta che ha 2 facce, da una parte bene, incoraggiante, perché vuol dire che Bassano è viva e quindi c'è movida, c'è movimento nei weekend, ma partiamo dal discorso legato al degrado. Anche in passato ci si era attivati per una sorta di patto civico, una sorta di accordo tra baristi per organizzare dei turni di vigilanza notturna con dei appunto vigilantes privati per garantire diciamo maggiore sicurezza e il rispetto delle regole. È qualcosa che lei condivide? Si può riproporre una soluzione del genere? Diciamo che riproporla diventa un po', l'abbiamo provata 2 o 3 anni fa e mettere 2 o 3 persone che girano per tutta la città diventa una cosa che non è fattibile, nel senso che la città non è una città grandissima, non siamo neanche un piccolo paese, diventa impossibile coprire tutte le zone a qualsiasi orario. Diciamo che dopo il Covid è vero che non c'è più questo patto civico, ma dopo il Covid tutti i locali con maggior frequenza si sono dotati di un servizio alla clientela, comunque non chiamiamoli buttafuori, ma un servizio alla clientela per tenere un po' l'ordine nei locali. Ripeto, il discorso dell'inciviltà, purtroppo l'altra faccia della medaglia, se una città è molto frequentata, lo dice la legge di grandi numeri, che l'incivile c'è sempre in mezzo. Dispiace perché dopo magari per una persona che si comporta male viene fatta una cassa di risonanza che è più grande di quello che è. Cioè, il detto che fa più rumore un albero che cade che 1000 che crescono, e forse questo è proprio la dimostrazione che per 2 o 3 persone su 2000 che ne girano, per costo di questi incivili la cassa di risonanza è molto alta. Ci sono comunque tante segnalazioni che arrivano con video che testimoniano insomma magari anche l'abbandono di rifiuti insomma in giro per le strade. Questo come va interpretato? Nel senso anche voi esercenti, voi baristi, insomma, è un vantaggio anche per voi mantenere insomma tutto pulito nelle vicinanze. È qualcosa che magari anche ai vostri clienti, quando vedete certi comportamenti, riuscite a limitare diciamo certe esuberanze da parte dei clienti, oppure effettivamente non si può controllare tutto? No, diciamo che per quanto riguarda i locali è una cosa che insistiamo molto, soprattutto con i gestori, quella di tenere, diciamo tra virgolette, a bada anche i chiassoni dei locali, soprattutto quando sono forni pneumatici, dopo una certa ora. Dopo, ripeto, vedo che comunque sta crescendo anche la voglia di rimproverare qualcuno che anche per strada getta la stessa carta delle sigarette, la sigaretta stessa. Vedo è proprio un comportamento che sta cambiando e speriamo che continui così, insomma.
In chiusura, Federico, ancora una domanda con Gino Brunello. Parliamo di sicurezza in questo caso, perché se da una parte ci sono tante segnalazioni di degrado a Bassano, ma insomma, come diceva anche il presidente dei baristi, chiaramente non tutti si comportano così, c'è una percentuale di incivili, ma non stiamo parlando di una Bassano che si è improvvisamente trasformata nel Bronx, tanto per essere chiari, però dobbiamo anche parlare di sicurezza. In più di qualche occasione c'è stata quella microcriminalità, insomma piccoli casi sporadici che insomma è finita agli onori della cronaca. Dal punto di vista della sicurezza vi sentite tutelati? Le dirò che a noi, soprattutto nel weekend e anche le sere normalmente, le forze di polizia passano costantemente in centro storico. Ripeto, non faccio il delinquente, ma se dovessi fare il delinquente starei proprio a vedere quando passa la polizia, per farlo dopo sicuramente. Diciamo che il flusso, soprattutto nel weekend, di tutte le forze dell'ordine è costante, e dopo, ripeto, stiamo parlando veramente di piccoli numeri, purtroppo vanno in risalto alle cronache, vanno questi episodi spiacevoli che non fanno onore sicuramente, però ripeto, i numeri sono contenuti e al momento bisogna tenere sempre alta la guardia, ma non mi sembra che le cose vadano insomma così male. E allora, Federico, noi ringraziamo Gino Brunello, presidente dei baristi del mandamento di Bassano del Grappa. Se non hai altre domande io ti ricedo la linea. Grazie Alex, no, bene così, mi pare che tu sia stato, e soprattutto il tuo ospite, molto esaustivi nell'affrontare questo tema, che è sicuramente di attualità, insomma riportato in un contesto di gestione, ecco, sotto controllo, perché soprattutto si tratta, a quanto pare, di episodi deprecabili, ma insomma non così numerosi. Sempre la cronaca, adesso ci spostiamo a Padova, perché è successo un fatto increscioso e nello stesso tempo anche un po' curioso in un supermercato della zona nord della città. Sentiamo cos'è accaduto. I carabinieri del nucleo radiomobile di Padova hanno denunciato un 29enne di Segusino, in provincia di Treviso, per tentata rapina. L'uomo, entrato in un supermercato di Ponte Vigo d'Arzere, periferia nord della città, aveva nascosto alcuni generi alimentari in uno zaino e poi si è presentato alle casse cercando di uscire senza pagare. A quel punto la guardia giurata, addetta alla sicurezza, ha cercato di fermarlo, ma il 29enne ha reagito spintonando l'addetto e addirittura mordendolo a una mano. Il vigilante comunque non si è perso d'animo ed è riuscito a bloccare il giovane fino all'arrivo dei carabinieri, che l'hanno identificato e accompagnato negli uffici del comando, denunciandolo per tentata rapina. I generi alimentari rubati sono stati restituiti al negozio. Adesso torniamo con la nostra redazione di Treviso ad occuparci di un tema che in questo caso invece riguarda un po' tutto il Veneto, anche se è focalizzato, diciamo, nella provincia di Treviso, ovvero le famiglie, le coppie con figli che insomma stanno calando, continuano a calare, addirittura insomma i numeri a medio e lungo termine sono davvero preoccupanti, quindi famiglie che in un certo senso cambieranno davvero volto, saranno diverse rispetto a quelle a cui siamo abituati a vedere, diciamo così. Perché e come ce lo spiega nel suo servizio Lina Paronetto. Noi annunciamo questo problema da molto tempo, ma ci sembra di essere nel film Don't Look Up, quando l'asteroide minacciava la Terra e nessuno se ne rendeva conto e nessuno correva ad agire. Se non si riuscirà a invertire la rotta, da qui al 2041 in Veneto il numero di coppie con almeno un figlio sotto i 20 anni calerà del 24%. Ne mancherà dunque una su 5. Famiglie che cambieranno volto, basti pensare a una crescita del 77% di quelle formate da un padre single con figli tutti over 20. Denatalità e progressivo invecchiamento della popolazione sono un mix letale, come torna a denunciare il Forum delle associazioni familiari. L'Italia è il terzultimo paese dell'Europa a 25 per risorse messe a disposizione della famiglia. Con l'assegno unico che è arrivato l'anno scorso c'è stato un piccolo saltino avanti, siamo quintultimi. Poi mancano servizi a livello territoriale, ci sono grandi problemi per il lavoro femminile e ci sono grandi problemi per quanto riguarda il lavoro giovanile e la possibilità di progettare una vita non dai 45 anni in poi, ma dai 25 anni in poi. Le azioni da mettere in campo sono dunque quelle che possono dare soluzione a queste storture: più servizi territoriali, aumento dell'assegno unico, maggiore sostegno alle giovani coppie sul fronte abitativo e, perché no, l'applicazione anche in Italia del discusso quoziente famiglia. Se ne parlerà sabato mattina proprio a Treviso.
Al Salone dei 300 abbiamo convocato un'assemblea regionale del forum aperta a tutte le forze che ci stanno del territorio. Sono invitati sindaci, saranno presenti sindaci, la regione, ANCI Veneto, imprenditori e associazioni di categoria e sindacati, perché la questione riguarda il sistema paese. Due notizie che coinvolgono il governatore del Veneto, Luca Zaia. Allora, uno è sull'autonomia, sapete, o forse non sapete, ve lo dico io, oggi c'è un incontro dei governatori, dei presidenti di regione con il ministro Calderoli che si sta occupando di questa riforma dell'autonomia e quindi anche Luca Zaia sta incontrando, credo che sia iniziato da poco questo incontro col ministro e è un tema, quello dell'autonomia, che quando è stata fissata questa riunione di oggi ha cominciato già a scatenare anche delle reazioni. Alcuni governatori hanno detto che non saranno d'accordo sul disegno di legge, sulla bozza, insomma, su cui si comincia a lavorare, e sull'autonomia dice Luca Zaia poco prima, quindi qualche minuto fa, prima di entrare in questo incontro con il ministro, dice: sull'autonomia è naturale che ci sia dibattito perché si tratta di una delle più grandi riforme del dopoguerra, ma è un'applicazione della Costituzione, quindi non bisogna, insomma, averne paura, ecco, par di capire. C'è un tema che è quello dei cosiddetti livelli essenziali di prestazione che sta facendo discutere. Allora lui dice: facciamoli, cioè è inutile che procrastiniamo ancora, se questa è la difficoltà affrontiamola subito e cerchiamo di affrontarla e di risolverla. Quindi oggi è una giornata cruciale anche per capire che aria tira tra i vari presidenti di regione. L'altro tema, sempre che in un certo senso tira in ballo Luca Zaia, è quello legato alle Olimpiadi, è la pista da bob che si dovrebbe realizzare a Cortina, una pista per cui i costi sono lievitati, quindi costerà molto di più, mi pare, se non sbaglio, che si è arrivati a 80 milioni di euro, e Luca Zaia ha detto: se sono troppi soldi bisogna trovare una soluzione e spostarla da un'altra parte eventualmente. Ma a quanto pare il CONI, che gestisce ovviamente tutto il mondo sport in Italia, pare che abbia risposto: no, la pista bisogna farla a Cortina perché è lì la sede delle Olimpiadi. Allora facciamo il punto della situazione e capiamo meglio come sta andando su questo fronte. Ho scritto al presidente Malagò circa il fatto che, preso atto che c'è un progetto, c'è un dossier che parla delle Olimpiadi di Cortina con il bob di Cortina, e ho chiesto semplicemente se ci sono soluzioni alternative delle quali io non sono a conoscenza. La risposta ovviamente è stata di no, ma soprattutto giustamente è stato anche sottolineato l'aspetto che andare fuori dai confini nazionali per realizzare, diciamo, parte delle Olimpiadi non rientra nell'obiettivo di fare le Olimpiadi come Italia. Insomma, sulla rinnovata pista da bob di Cortina c'è tutta l'intenzione di andare avanti. La lettera del presidente Zaia al numero 1 del CONI Malagò aveva l'obiettivo di fare chiarezza una volta per tutte sull'investimento e sull'attuazione dell'opera a poco più di 3 anni dall'evento olimpico. Non un passo indietro, ma un time out, di fronte anche alle variabili emerse nell'ultimo periodo: da un lato la protesta crescente di comitati e cittadini, dall'altro l'esplosione dei costi della struttura tra energia e caro materiali. Quanto alle risorse, ricordo che questo cantiere non è finanziato dalla Regione del Veneto, aveva una previsione di 55 milioni che sono lievitati a oltre 80 milioni, forse 85 milioni, dati dal fatto che c'è stato un incremento delle materie prime, come accade per tutti i cantieri. Nel bilancio delle Olimpiadi, ricordiamoci, le università ci parlano di 1 miliardo di PIL in più, oltre a tutte le ricadute di opere che si faranno. Quindi diciamo che l'operazione va vista nella sua globalità. Numeri quindi che giustificano ancora l'opera e il suo avvio. Ovviamente con il bob il dottor Sant'Andrea sta andando avanti, quindi ci sarà il progetto di ovviamente demolizione della vecchia pista, dopodiché la realizzazione di quella nuova. Posizione condivisa anche dalla provincia di Belluno. Tema che divide, una scelta molto difficile, ma che ormai è già stata presa ed è stata condivisa anche dalla provincia di Belluno, perché questo è un intervento di riqualificazione di una struttura esistente, da un lato, dall'altro perché a Cortina è nato il bob, quindi ha una tradizione sicuramente importante, perché comunque rientra in un progetto di legacy e di sostenibilità ambientale che quanto richiede il CIO. Questa è la situazione della pista, per quello che riguarda la pista da bob delle Olimpiadi di Cortina. È il momento di fermarci ancora per un attimo, poi torniamo, ma insomma non siamo solo in studio, vi ricordo che abbiamo tutti i nostri collegamenti anche nelle varie nostre città del nord-est. A tra poco.
12.49, bentornati a Focus, siamo insieme dalle 12 come sempre, come tutti i giorni, rimarremo in compagnia fino alle 13.30, ancora tanto tempo e tanto spazio per darvi informazioni e aggiornamenti. Siamo già usciti, siamo stati un po' in alcune delle nostre città del nord-est, siamo stati a Bassano, siamo stati a Vittorio Veneto, adesso andiamo a Padova perché l'ex sindaco di Padova, Settimo Gottardo, è stato derubato a bordo del tram, insomma racconta un po' questa sua spiacevole esperienza ed è infatti in collegamento con noi tramite, ecco, diciamo così, Chiara Gaiani, che saluto, facci un po' raccontare allora da Settimo Gottardo cos'è accaduto. Un buongiorno ai telespettatori, ci troviamo con l'ex sindaco di Padova e ex onorevole Settimo Gottardo che ci racconta una disavventura subita un paio di giorni fa. Anche lei purtroppo verrà annoverato tra le vittime dei furti nel tram. Che cosa è accaduto? È accaduto una cosa molto sgradevole perché eravamo in pieno centro storico, tra la fermata di via di Riviera Tito Livio e la stazione. Tram molto frequentato, non era affollatissimo. Devo dire che la mia impressione negativa è stato, primo, la scientificità con cui è venuto il furto. Secondo, che è una linea seriale dove questi furti avvengono sistematicamente. Da che ne derivo che dobbiamo stare attenti e prendere dei provvedimenti perché queste linee seriali erano un tempo normali a Roma, il numero 67 che porta a San Pietro o a Napoli. Che questa scientificità seriale avvenga a Padova è un segno molto grave di degrado e non basta che l'azienda metta dei cartelli di attenzione, questo non è sufficiente. L'azienda e l'amministrazione deve prendere dei provvedimenti, come è stato fatto a Roma, per impedire che certe linee del tram a Roma, il 67, siano oggetto sistemico di taglieggiamento. Ascolti, nel dettaglio che cosa le è accaduto? Lei di fatto non si è accorto praticamente di nulla? Assolutamente di nulla, anche se mi era un po' impressionato che una ragazza che sembrava una studentessa, insomma, si avvicinava troppo a me. Non era il caso di seduzione, dato l'età. E gli ho detto, signorina, un po' si sposti. Insomma, forse nel passaggio era accoppiata con qualcun altro, mi hanno tolto il portafoglio dalle tasche di dietro. L'hanno selezionato, ma in una frazione, un frangente di minuti, togliendo tutti i soldi che c'erano, circa 250-300 euro. E il blocchetto delle segne. Il resto dei documenti, carte d'identità, il portafoglio poi viene subito rimesso nella tasca del giaccone. È lì che io mi sono accorto quando sono arrivato a casa, perché nella tasca del giaccone non metto mai il portafoglio. Evidentemente loro sono subito disfatti, rimesso immediatamente, perché altrimenti mi hanno spiegato, se io me ne fossi accorto e li avrei trovati con il furto in mano, potevo denunciarli. Così loro sono subito liberati dalla rifurtiva del portafoglio. Il che mi preoccupa ancora di più, la scientificità. Vuol dire che questo è un dato seriale e qui bisogna dare una risposta seriale. Ascolti, è avvenuto tra l'altro in pieno giorno, era circa l'una. In pieno giorno, ma con un testimone, avevo un testimone, un amico simpaticissimo, posso anche dirlo, tra l'altro era un giornalista, che ci conosciamo da tanti anni e stavamo un po' scambiando le impressioni sul tram, eccetera, anche sull'utilità del tram. Io sono un filo tram. Ma no, ho fatto conto che c'era tutti questi spintonamenti, anche se il dubbio a un certo punto mi era venuto perché davanti a me qualche posto libero c'era che io cercavo di raggiungere, ma questa ragazza un po' me lo impediva. Né io volevo essere così maleducato da spingere troppo una giovane ragazza, mi sembrava una cosa non delicata. Avrei dovuto essere indelicato invece. Ecco, abbiamo sentito quindi questa disavventura, ovviamente lei ha presentato regolare denuncia. Naturalmente sono andato subito dai carabinieri, molto cortesemente
Mi hanno anche chiesto le modalità, che l'ho spiegato, li ho anche a loro invitati, dico vedete un po' che questa è una cosa seriale, non è un furto casuale così en passant, dico, è una cosa scientifica e seriale a cui non si può provvedere, questo lo dico anche al mio amico sindaco Giordani. E non si può provvedere solo con l'avviso agli utenti, state attenti, no. Quando è seriale e sistemico va data una risposta seriale e sistemica, una salvaguardia molto precisa, soprattutto nelle ore di punta, altrimenti si disincentiva a usare questo mezzo così prezioso. Ecco bene, allora noi ringraziamo davvero per la disponibilità Settimo Gottardo e se non ci sono delle altre domande da studio da Padova restituiamo la linea. No, grazie Chiara e grazie a Settimo Gottardo per la testimonianza, per quello che gli è accaduto, evidentemente insomma un episodio su cui riflettere proprio perché come diceva lui non è un episodio isolato, in questo caso chi commette questi tipi di furti lo fa con grande professionalità, ecco, purtroppo è un tema che io lo vorrei dire in tono negativo e non certo positivo, questa è la mia interpretazione. Adesso andiamo a Mestre, in particolare andiamo tra via Sansovino e viale San Marco, dove ci sono case mai ultimate, dove il degrado purtroppo c'è e ce lo testimonia con il suo servizio Anna Maria Parisi. Nuovamente occupato da una trentina di persone tra criminali, balordi, tossicodipendenti e sbandati, il cantiere ancora abbandonato delle case mai ultimate a cavallo tra via Sansovino e viale San Marco a Mestre, dove torna l'emergenza degrado e sicurezza. Qui è pericoloso girare anche di pomeriggio con l'avanzare dell'imbrunire. La denuncia dei residenti con il loro portavoce, il consigliere di municipalità di Mestre Centro, Luciano Zennaro. Alcuni dei residenti hanno avuto le conferme dalle forze dell'ordine che ci sono questo numero congruo di personaggi che è ritornato a frequentare le case abbandonate. Il ripopolamento abusivo ha nemmeno 2 mesi dall'ultimo sgombero e nonostante dalla nuova proprietà fosse stato garantito un servizio di vigilanza privata con un presidio fisso H24, cui fanno riferimento queste immagini girate a fine ottobre scorso. Guardie giurate evidentemente rimpiazzate dai nuovi vistosi lucchetti che certamente non impediscono a balordi e gente senza scrupoli di scavalcare recinzioni e transenne. Io li ho visti, ci sono delle persone disperate, delle persone ormai consumate dalla droga e però poi ci sono anche dei soggetti pericolosi che come voi sapete più volte hanno tentato o hanno aggredito dei passanti nelle ore notturne. Residenti che insieme ad altri comitati mestrini con una petizione stanno raccogliendo le firme da inoltrare al sindaco Brugnaro con cui i cittadini chiedono una maggiore attenzione sul territorio del personale comunale preposto al vicinato solidale. E sempre in materia di sicurezza, qui in viale San Marco cercasi urgentemente volontari per il controllo di vicinato. Grazie Anna Maria Parisi, torneremo probabilmente anche nei prossimi giorni su questo tema e a Mestre in particolare. E adesso invece un argomento che insomma riguarda un po' tutto il Veneto possiamo dire, ed è l'inflazione, quindi con il conseguente aumento dei prezzi di alcuni beni, in particolare insomma mi pare di capire quelli legati all'energia ma anche alcuni generi alimentari. E a Padova un aumento anche in media più alto rispetto ad altre città. I dati sono arrivati proprio nelle ore scorse e quindi Guido Barbato fa il punto della situazione per noi. Nell'ultimo anno a Padova il costo dell'energia elettrica è aumentato del 174,8%, quello del gas del 97%, di legna e pellet del 100%, il gasolio per riscaldamento del 37%. Dati che hanno trascinato l'inflazione cosiddetta tendenziale, cioè su base annua, al 12,1%, più di quella nazionale arrivata all'11,8%. Per me queste sono la madre poi di tutti gli altri aumenti, perché a cascata noi purtroppo dipendiamo totalmente dall'energia, dipendono i nostri produttori, dipendono le nostre industrie di trasformazione, dipendono i nostri negozianti, gli albergatori, i ristoratori, tutti dipendono dall'energia e dal gas. Un incremento
incremento di questo tipo dell'energia inevitabilmente porta a un incremento di tutti i prodotti che noi abitualmente acquistiamo. Tutti i prodotti di largo consumo realizzati con l'impiego di molta energia elettrica hanno registrato aumenti a 2 cifre. Burro più 40%, oli alimentari diversi da quello di oliva più 63%, zucchero più 44%, verdura più 25%, pane più 17%, riso più 32%, farina più 25%, latte fresco più 17%. La dipendenza per il gas da una sola nazione o il non essere andati avanti nelle fonti alternative energetiche è un sistema che oggi paghiamo, cioè i nodi prima o poi arrivano sempre al pettine. E adesso sport, calcio, ordine pubblico, insomma tutto un po' collegato, specialmente quando parliamo di Vicenza. Perché c'è una situazione un po' particolare. C'è il derby sabato, derby triveneto, diciamo così, allo Stadio Menti, perché arriverà la Triestina, però contemporaneamente c'è anche lo sciopero proclamato dagli agenti della Polizia Municipale. Allora Carlo Inghileri ci spiega che cosa potrebbe succedere. Vicenza-Triestina, il derby triveneto inizia già qui oggi in prefettura nella città del Palladio. La polizia locale proprio sabato 19 novembre, quando allo Stadio Menti si accenderanno i riflettori, sarà in pieno sciopero in risposta al turno prolungato chiesto dall'amministrazione, che ha chiamato i vigili a pattugliare i parchi, i quartieri e le strade ogni venerdì e sabato fino alle 3 di notte. Oggi è stato fatto un tentativo di conciliazione. Il prefetto ha chiesto ai sindacati di desistere dallo sciopero solo sabato e solo per un'aliquota di 18 agenti di polizia locale che, con le altre forze dell'ordine, sono stati chiamati dal questore a garantire l'ordine pubblico per una partita che rischia di essere velenosa per la rivalità che separa le due tifoserie da decenni. Ma i sindacati sono irremovibili. Non abbiamo revocato lo sciopero. Nessun dipendente si è rifiutato di fare questo turno, ma le questioni sono legate alla mancanza di sicurezza perché mancano i numeri, sono esattamente 1/3 i dipendenti rispetto al fabbisogno. Insomma, i sindacati tirano dritto con lo sciopero e a questo punto il prefetto, con ogni probabilità, procederà con la precettazione degli agenti di polizia locale necessari a garantire l'ordine pubblico durante la partita. Ci aspettiamo che il prefetto faccia la sua parte e precetterà dai 15 ai 18 lavoratori, oltre a quelli che saranno anche precettati per garantire i minimi assistenziali. Quindi molto personale sarà comunque in servizio per garantire la sicurezza dei cittadini. 13 e un minuto, voi continuate a preparare il pranzo, seguite noi, le notizie che vi diamo, ci fermiamo per un attimo, poi torniamo con voi. Una e 3 minuti, giovedì 17 novembre, lo ricordo sempre, cercando di non sbagliarmi, per un focus che ci ha portato già un po' in giro per il Veneto, le notizie di cronaca, l'attualità, però insomma anche altro. Adesso la cronaca ci porta a Padova per una truffa che in realtà insomma è padovana, ma purtroppo potrebbe essere localizzata in qualunque nostra città. È una truffa che riguarda il pellet, sapete, quella componente di legno che si usa per le stufe e che ha avuto i prezzi aumentati di molto in questi mesi, e quindi anche attorno a questo materiale così importante, perché molte famiglie fanno conto sul pellet per riscaldarsi, evidentemente bisogna stare molto attenti quando si tratta di acquistarlo. Sentiamo perché da Francesco Ratai. Il telefono non smette di suonare nell'azienda Cineto di Albignasego a Padova. Sono decine le persone che chiedono dove sono i pellet ordinati online a 7 euro al sacco. Il problema è che l'azienda in questione non fa vendita online e non ha accettato nessun ordine. Più volte queste telefonate ci hanno sospettito e ci siamo trovati di fronte a una realtà che minimamente ci aspettavamo. Sostanzialmente hanno preso l'indirizzo della nostra azienda e hanno pubblicizzato l'offerta del pellet a prezzi stracciati. La conseguenza è dovuta che tanti clienti da tutta Italia, Sardegna, Sicilia, Veneto, Lombardia,
ci contattano per avere sto prezzo, per avere sto prodotto. Nonostante le 2 denunce fatte ai carabinieri, il sito è ancora online. Nella realtà non è un sito nostro questo, il nostro sito è tutt'altro, noi non vendiamo nemmeno pellet in sostanza, quindi dal punto di vista non ci siamo. Un danno non da poco. Martedì sono andato presentando i nomi, anche dei nomi in cui sono stato contattato per il pellet. E quindi il magistrato poi eventualmente deciderà di intervenire a poter perlomeno cercare di chiudere sto sito, perché veramente ci sta creando non pochi problemi. Da sabato sono molte le telefonate da ogni parte d'Italia, perché sul sito internet pelletrinascita.it viene indicato come indirizzo proprio quello della ditta di Albignasego. La Cineto però non è in alcun modo collegata a questo sito, dove è presente anche un IBAN che non è quello della ditta padovana. Anche ieri, per dire, persone che ovviamente vedendo il prezzo, vedendo che sono locali qua, si sono presentati per caricare, per prendere il prodotto, il pellet, che noi ovviamente non forniamo, perché noi installiamo, siamo venditori ed installatori di apparati da riscaldamento. Una vicenda davvero incredibile, è difficile uscirne anche, par di capire, nonostante le denunce, quindi massima attenzione, magari fare delle verifiche in più prima di diciamo, procedere con l'ordine in questi casi. Cambiamo decisamente argomento, perché parliamo di sanità, parliamo di medici di base e c'è una carenza di medici di base, questo l'abbiamo abbastanza ormai capito tutti. Vediamo come si sta muovendo la regione. Non lo abbiamo mai nascosto, non abbiamo mai detto che oggi non è un'emergenza, ma non è un'emergenza che ha solo il Veneto, ma è un'emergenza che ha tutta l'Italia. Nell'ammettere che il problema della carenza di medici, evidenziato dopo aver commissionato uno studio ad hoc anche dal Partito Democratico in regione, l'assessore alla sanità specifica che la questione riguarda tutto il paese, ma che si stanno mettendo in campo le varie contromisure. Al momento le zone carenti sono 586, ma entro il 15 dicembre dovrebbero esserne coperte il 70%. Cosa si intende però per zone carenti? La zona carente è una zona dove prima c'era un medico di base che poteva avere 1500 assistiti, perché ogni medico sceglie quanti assistiti avere, che è cessato e oggi non è ricoperta da un altro medico in questo momento. Questo non significa che i pazienti non abbiano assistenza sanitaria. Un nuovo medico può essere temporaneo, può essere provvisorio, può essere sostituto, o la nuova soluzione è che qualche medico supera i 1500 fino a 1800 assistiti. Questi passaggi in forme diverse ma richiedono tempo, da poche settimane fino anche a 3-4 mesi, in cui qualcuno corre il rischio di non vedersi un medico sostituto, un temporaneo, un provvisorio. Nel lasso di tempo senza il medico, per ogni necessità, anche semplici certificazioni, è a disposizione la guardia medica o nei casi più gravi il pronto soccorso. Per il futuro è stato annunciato anche un tavolo di confronto per ragionare su un modello assistenziale generale che coinvolga tutto il territorio. Ecco allora un tema importante, un tema delicato sul quale rimaniamo proprio per la sua, diciamo, centralità quando parliamo di sanità e di regione, e sentiamo il commento di Vanessa Camani, che è un consigliere regionale del Veneto, su questo tema. L'assessore Lanzarin sostanzialmente conferma i dati drammatici che come gruppo regionale del Partito Democratico abbiamo denunciato in riferimento alla carenza dei medici di medicina generale nella nostra regione. Sono oggi 486 le cosiddette zone carenti, cioè territori in cui i cittadini non possono accedere ai servizi dei medici di base, e a questa carenza già grave si aggiungerà nel prossimo triennio il pensionamento di oltre 450 medici di base che esercitano attualmente. È evidente che questa situazione drammatica è collegata ad un'errata programmazione regionale, in particolar modo in riferimento alle borse di studio e di formazione dei medici di medicina generale, tanto che, pur ampliando al massimo possibile il numero di borse di studio, nel prossimo triennio, ce lo conferma l'assessore, saremo nella migliore delle ipotesi soltanto nelle condizioni di sopperire a chi andrà in pensione, senza riuscire dunque a ridurre minimamente il numero delle
zone carenti. Le soluzioni dell'assessore Lanzarin sono totalmente inadeguate. Il ricorso alla Guardia Medica sconta il fatto che anche la Guardia Medica ha una carenza di oltre 600 unità, per non parlare del tema dei pronti soccorso, e purtroppo ancora una volta nessuna parola da parte dell'assessore rispetto all'unica vera soluzione possibile: medicina integrata, medicina territoriale, medicina di gruppo, micro team, supporto e valorizzazione della figura del medico di medicina generale. Ecco, quindi questo è, diciamo, il punto di vista invece del Partito Democratico con Vanessa Camani. Di certo c'è da lavorare su questo fronte, di questo siamo più che certi. Andiamo a Mussolente adesso, perché non è passata inosservata la dichiarazione del sindaco Cristiano Montagnier, che ha dimostrato la sua disponibilità ad accogliere alcuni migranti nel suo comune, con ovviamente tanto poi di polemiche, di risposte, eccetera. Sentiamo un po' come sta andando con Vanessa Banzato. Non è passata inosservata la dichiarazione del sindaco di Mussolente, Cristiano Montagnier, che ha dimostrato la sua disponibilità ad accogliere alcuni profughi nel suo comune. Duro l'intervento di Fratelli d'Italia, viene chiesta maggiore attenzione alle necessità dei cittadini. Io credo che se l'amministrazione comunale ha delle risorse disponibili per poter accogliere queste persone, deve prima far conto di tutte quelle famiglie che versano in condizioni economicamente drammatiche e precarie e che dovranno faticare per affrontare l'inverno. Non a caso il sindaco di Romano De Zelino ha dichiarato che lui penserà prima ai suoi cittadini. Inoltre a volte questi clandestini, questi immigrati restano sulle spalle del comune per alcuni anni, quindi se le ritroverebbero le amministrazioni successive, visto che l'amministrazione attuale è un'amministrazione uscente a fine mandato, diciamo. Ma voi dite no all'accoglienza a prescindere? Sicuramente non è un no all'accoglienza, però prima la nostra idea è che il comune affronti le problematiche all'interno del comune prima di farsi volontario di accoglienze verso i profughi. Una polemica che sicuramente è destinata a rimanere accesa anche nei prossimi giorni su questo tema, finché insomma non ci sarà una soluzione definitiva che chissà se mai potrà arrivare. Ci spostiamo a Venezia perché c'è una tradizione bellissima che è quella della Madonna della Salute e come molti sanno il ponte votivo è il ponte che diciamo attraversa il Canal Grande per proprio questo periodo, cioè fino al 22 di novembre ci sarà questo ponte che permetterà di raggiungere la Chiesa della Salute, una festa questa legata a un'epidemia di peste del 1630, pensate, veramente molto interessante. E il ponte votivo quest'anno verrà inaugurato domani, venerdì alle ore 12, dal sindaco e dal patriarca. E allora ripercorriamo un po' quello che accadrà nelle prossime ore grazie al servizio di Ilaria Marchiori. Saranno il sindaco e il patriarca a inaugurare venerdì alle 12 il ponte votivo sul Canal Grande allestito tra Santa Maria del Giglio e San Gregorio per la ricorrenza della Madonna della Salute. Il ponte, che resterà aperto fino alle 7 di martedì 22 novembre, è lungo 80,5 metri e largo 3, è composto da 3 moduli e 2 passerelle di raccordo con telaio d'acciaio e piano di calpestio in legno marino. È costituito dalla parte centrale del ponte realizzato per le festività del Redentore e sorretto da 8 barche inaffondabili. Il varco centrale per la navigazione è largo 10 metri e ha un'altezza in sommità di 4,2. La festa della salute, tra le più sentite dai veneziani, condivide le stesse radici di quella del Redentore. Nasce da un'epidemia di peste, quella del 1630, che a Venezia provocò la morte di circa un terzo della popolazione. Disperati, il doge e il patriarca organizzarono una processione di preghiera di 3 giorni e 3 notti con i superstiti e fecero voto solenne alla Madonna che avrebbero costruito un tempio in suo onore se la città fosse sopravvissuta all'epidemia. In poche settimane i contagi diminuirono fino a fermarsi completamente e il governo della Serenissima fece così costruire la maestosa basilica. Ogni anno, il 21 novembre, si ricorda quell'evento. Il patriarcato invita anche quest'anno, facendo tesoro di quanto vissuto negli ultimi anni segnati in maniera drammatica, a vivere la festa in modo diffuso in tutte le parrocchie della diocesi, così come nei santuari mariani.
Grazie Lara Marchiori, veramente interessante questa storia, ponte votivo dunque che veneziani ma anche turisti attraverseranno nei prossimi giorni a partire da domani. A proposito di Venezia, a proposito di acqua, arriva la notizia che continua il trend di crescita del porto di Venezia, quindi dati relativi al terzo trimestre del 2022 confermano la tendenza positiva per traffico merci e trasporto passeggeri, quindi aumentano le tonnellate di merci ma aumentano anche i passeggeri che con il traffico crocieristico diciamo aiutano Venezia, passando da poco più di 20.000 passeggeri del 2021 agli oltre 220.000 dell'anno corrente, quindi insomma un aumento esponenziale che ha interessato anche il porto di Chioggia. Ci sono novità anche sull'autonomia, sull'incontro che c'è stato a Roma tra i presidenti delle regioni e il ministro Calderoli, però ve ne parlo tra un po'. Prima vi porto a Padova dove c'è una notizia di cronaca che riguarda la questura e che riguarda un cittadino cinese che è stato fermato mentre presentava domanda per il permesso di soggiorno e in realtà si è scoperto che era ricercato. Sentiamo perché. È stato arrestato dagli agenti della sezione catturandi della squadra mobile di Padova un 46enne cinese ricercato a livello internazionale dalle autorità del suo paese per un omicidio commesso 20 anni fa. Nel giugno del 2001, infatti, una giovane coppia di cinesi e il loro figlio venivano uccisi a colpi di coltello nella loro casa. A distanza di 8 anni, il grave fatto di sangue fu collegato con un altro precedente omicidio commesso ai danni di una donna. Attraverso l'esame del DNA trovato sulle 2 scene del crimine, gli investigatori cinesi sono risaliti proprio al 46enne, facendo scattare un mandato di arresto internazionale per omicidio volontario, punito dal codice penale cinese con la pena massima della morte o dell'ergastolo. L'uomo intanto aveva già in passato chiesto il permesso di soggiorno nelle province di Cosenza e Prato, ma senza successo. E lo stesso ha tentato di fare all'ufficio immigrazione di Padova. Questa volta le verifiche effettuate sul suo conto hanno consentito ai poliziotti di riconoscerlo e di arrestarlo in via provvisoria ai fini dell'estradizione. Ora è nel carcere di Padova, a disposizione della Corte d'Appello di Venezia. Vi dicevo di Luca Zaia e dell'autonomia perché all'uscita dall'incontro con il ministro Calderoli Zaia ha detto non abbiamo parlato della bozza, la bozza di accordo sull'autonomia. C'è stato un brainstorming, quindi una discussione portando tutti gli elementi che sicuramente il ministro poi saprà raccogliere per cercare di implementare il progetto che non è stato ancora ufficializzato. Questo, insomma, lasciando Roma, ha detto Zaia a proposito dell'autonomia differenziata. Ci saranno molti altri appuntamenti, quindi non è stato assolutamente decisivo oggi e ribadisce, stiamo parlando non di togliere qualcosa a qualcuno, ma di fare in modo che alcune competenze dello Stato siano gestite direttamente dalla Regione. Questo è il tema riportato più volte. Adesso risaliamo da Roma, andiamo a Vicenza perché a causa della crisi energetica quest'anno il comune di Arzignano non chiederà il contributo ai commercianti per le luminarie. Sentiamo perché. Natale nel segno della sobrietà ad Arzignano. Oggi sono iniziati i lavori per collegare le luminarie che verranno accese solo in centro storico, in piazza Libertà, in piazza Marconi e Campo Marzio. Il comune si è fatto carico dell'installazione delle luminarie senza chiedere, visto il momento difficile, il contributo ai commercianti, ai negozi. Le spese per le luminarie verranno dimezzate in questo Natale sobrio che recupera l'originale spirito di semplicità e di spiritualità. L'atmosfera di festa comunque non mancherà e non andrà perduto il valore simbolico delle luci natalizie. I commercianti delle zone non interessate dalle luminarie infatti non resteranno al buio, abbelliranno vie e piazze ugualmente posizionando all'esterno dei loro locali degli alberelli addobbati con mini LED. Quindi meno luci ma più senso di comunità e l'invito davvero da parte mia è quello di vivere le nostre piazze, saranno comunque tanti gli eventi di Natale, vivere le nostre piazze, acquistare nei nostri negozi perché sono i nostri negozi che mantengono in vita le nostre piazze. Rimaniamo a Vicenza perché c'è questo tema quindi della crisi energetica e tutto sommato un tema che riguarda
tutto il Veneto, tutti i cittadini del Veneto. A Vicenza i nostri colleghi sono andati a sentire proprio tra la gente qual è la sensazione legata più che altro al riscaldamento e quindi alla necessità in questi giorni di accendere o meno i propri impianti di riscaldamento domestici. Sentiamo che cosa ne pensa la gente e cosa ne pensano i vicentini. Quest'anno per tutti sarà un anno un po' difficile con i conti del caro bollette. Lei per esempio come si sta regolando? Intanto con la stufa e dopo poi vedremo. Ha paura della bolletta? Sì. Quale in particolare le preoccupa di più? Quella del metano. Noi siamo pensionati, per cui gli spaventi sono all'ordine del giorno, perché io ho dovuto attaccare la pompa di calore, per fortuna che ce l'ho, però allora questo è un costo in più, perché non è che la luce costi meno del gas. Non abbiamo mai avuto una gran temperatura in casa, quindi siamo sui 19 gradi. Non ho ancora acceso il riscaldamento, per il momento non abbiamo freddo. Un maglione in più, vede che io sono abbastanza equipaggiato, quindi spero che se le cose non peggiorano non dovrebbe essere traumatico. Piumone che lui lo voleva a Natale, invece adesso ho messo il piumone e gli va bene. Novembre, dicembre pure, ecco, sono i mesi più brutti per asciugare i panni. I rimedi della nonna funzionano sempre. Per esempio diamo qualche consiglio, no? Dai, maglioni, legna e cose. Finestre fatte bene, ecco. 19 gradi per me va bene, ecco, con un buon maglioncino, ecco, e un bel piumino letto e si sta bene. Io vengo dai tempi in cui il riscaldamento non sapevamo neanche cos'era, solo in cucina. Ecco. È allenato allora. Sì. Addirittura qualche sorriso, sono gli anziani quelli che addirittura sembrano meno spaventati da questo tema del riscaldamento acceso o ancora spento. E effettivamente i più magari abituati, perché hanno vissuto situazioni in cui il riscaldamento è sempre stato o acceso col contagocce o addirittura non esisteva nemmeno. Parliamo adesso di bambini invece più che di anziani, cioè i bambini soprattutto che soffrono di malattie cosiddette incurabili, anche se la ricerca sta facendo veramente passi da gigante. A Padova si sta lavorando per costruire un nuovo hospice, cioè hospice è quella struttura che ospita i bambini ma anche le famiglie, ce ne sono 7 in tutta Italia. Vediamo cosa sta accadendo a Padova. Una struttura alternativa all'ospedale che accoglie bambini e bambine con malattie che richiedono un'assistenza complessa. Si chiama Hospice Pediatrico e quello di Padova è uno dei soli 7 centri presenti in Italia. Ora l'associazione La Miglior Vita Possibile lancia il progetto per un nuovo centro regionale che prevede una casa in via Falloppio per accogliere i piccoli pazienti, aule didattiche in via Santa Eufemia per formare il personale e le casette ospitalità in via San Massimo per le famiglie. Dunque un intervento su 3 piani. Piano assistenziale, che è quello più importante, con un incremento sensibile dei posti letto da 4 degli attuali a 10, un aspetto formativo per poter formare personale esperto, sanitario, esperto in cure palliative pediatriche e infine un aspetto di ospitalità per le famiglie. Bisogna dare la possibilità ai familiari di stare vicino ai figli ricoverati. L'associazione, nata nel 2018, ha le idee chiare. Puntare sulla vita, puntare sul diritto di queste persone a vivere nel modo più degno e nel modo migliore possibile. Nei piccoli pazienti c'è sempre ottimismo, nonostante le loro malattie siano per il momento ritenute incurabili, anche se dalla ricerca arriveranno sorprese positive. Intanto l'università ha già un master e una scuola di specializzazione, ma aderisce al progetto, partita la raccolta fondi tra pubblico e privato, tra enti, aziende e singoli cittadini. Subito abbiamo dato il nostro apporto mettendo a disposizione il nostro ufficio di fundraising proprio per coinvolgere anche la cittadinanza in questo grande progetto. I tempi previsti sono 3 anni complessivi, 300 i pazienti che in Veneto avrebbero bisogno di queste strutture, le più vicine sono in Lombardia ed Emilia-Romagna. E allora in bocca al lupo per questa raccolta fondi così importante per i nostri piccoli pazienti che hanno bisogno di cure. Altro tipo di struttura ricettiva è quella che va per la maggiore a Venezia con 600 strutture gestite per avere posti letto per turisti. Un po' di che cosa si tratta ce lo spiega Filippo Fois.
abbiamo appurato, lavorando sui dati pubblici relativi alle affittanze turistiche, in generale all'accoglienza turistica, che a Santa Croce ci sono più posti letto per turisti che residenti. Con 600 strutture ricettive gestite in stragrande maggioranza come locazioni, i posti letto per turisti hanno superato il numero di residenti anche nel sestiere di Santa Croce, 4.571 contro 4.568. Come sempre, OCE, Osservatorio Civico Indipendente sulla Casa e sulla Residenza, lavora su dati ufficiali e scende nel merito. Un edificio trasformato completamente in locazioni turistiche, 8 appartamenti che fanno di questo edificio in realtà un albergo non dichiarato. Oppure ci sono delle locazioni turistiche che sono dependance di alberghi, che ne hanno una decina in tutta la città. Oppure a San Zanda e Golà, in tutto l'isolato, abbiamo 39 posti letto e 2 residenti. Le città devono essere assolutamente bilanciate, controbilanciate e equilibrate. Se a Santa Croce sono più turisti che residenti, credo che le politiche attuate in questi ultimi anni siano state assolutamente inefficaci. Marco Borchi, presidente della Municipalità di Venezia Murano e Burano, abita nel vicino sestiere di San Polo, il prossimo, se non si arresta questa tendenza, in cui tra poco si celebrerà il sorpasso dei turisti sui residenti. Nella città storica, ancora nel 2019, avevamo calcolato che c'erano tanti posti letto turistici, alberghi, bed and breakfast, locazione turistica, quanti erano i residenti dell'epoca. Vi ricordo che è stata riaperta la Marmolada, revocata l'ordinanza che istituiva la cosiddetta zona rossa. Il sindaco di Canazei ha firmato il provvedimento, quindi adesso è di nuovo consentito l'accesso alla Marmolada, perché la relazione tecnica, quella del servizio prevenzione e rischi, ha praticamente detto che rimane un'area di attenzione, però non più, diciamo così, ristretta come la zona rossa che esisteva, e una zona che, insomma, nella quale si potranno attivare limitazioni in caso di necessità, si fa sapere. Andiamo a Treviso, perché Daniela Sizia ci racconta degli imbrattamenti che purtroppo rendono insomma più brutta la loggia. Sentiamo quale e perché. Scritte d'amore, numeri di telefono, disegni, tutto e di più sulle colonne della Loggia dei Cavalieri. Una cattiva abitudine che ormai va avanti da anni, ed ora sono scattati i lavori di pulizia. Ricordo che la Loggia dei Cavalieri rappresenta 750 anni di storia, perché è stata costruita nel 1276 e non ha bisogno di imbrattamenti, di cuori, di dediche, di numeri di telefono, di frasi d'amore o di parolacce. Scritta dopo scritta, gli operatori stanno ripulendo tutto. Si tratta di veri e propri atti vandalici sulle colonne e sui marmi di uno dei monumenti storici della città. L'amministrazione comunale si è attivata e presso la Loggia dei Cavalieri sarà restituita alla comunità. Dopo le festività natalizie, appena le temperature lo consentiranno, faremo anche un trattamento antidegrado. Però nel frattempo chiedo davvero tanta educazione e tanto rispetto ai giovani e ai meno giovani, tutti coloro che si sono dedicati e lasciati andare a qualche dedica fuori luogo su quelle colonne che rappresentano la storia della nostra città. Chiedo rispetto, dice il sindaco Conte. Una volta che saranno terminati i lavori, la loggia verrà controllata e se qualcuno verrà pizzicato ad utilizzare penne o pennarelli sui muri. Ovviamente le multe sono salatissime nel caso di imbrattamento. In questo caso, essendo anche un patrimonio storico-culturale, c'è anche una denuncia, però io mi appello davvero allo spirito di responsabilità dei ragazzi. Di buon senso, direi, le parole del sindaco di Treviso, un appello ai giovani per rispettare il proprio ambiente, la propria città e le proprie opere d'arte, perché di questo stiamo parlando. Noi stiamo arrivando alla fine, quindi siete pronti per il pranzo, potete continuare da soli la giornata, naturalmente poi io vi do appuntamento a tutti i nostri programmi del pomeriggio e in serata dalle 18:50 con i nostri notiziari per avere un po' l'aggiornamento ulteriore di quello che sta accadendo durante questo giovedì 17 novembre che poi noi vi racconteremo questa sera. Quindi intanto davvero grazie per averci seguito, vi auguro un buon pranzo e ci vediamo più tardi. Arrivederci.